Celebrato a Bargone il bicentenario della nascita di Agostino Roscelli, il santo, ha spiegato il vescovo, è esempio di semplicità umile e carità evangelica. Accogliere Gesù nella propria vita e il fratello che ci sta accanto è l'invito a tornare all'essenziale della fede formulato durante la festa per Nostra Signora della Guardia al santuario di Gattorna. Celebrata Nostra Signora della Guardia anche al santuario di Velva, al mattino la messa del vescovo di La Spezia, grazie all'intercessione di Maria, ha detto, le nostre preghiere arrivano direttamente a Dio. La comunità di Arzeno in Alta Val Graveglia ha celebrato il Santo Bambino, una festa che risale ai primi anni 50 e che ancora richiama tante famiglie originarie della valle. Il comune di Ne ha festeggiato il patrono San Lorenzo, nell'occasione è stato inaugurato il nuovo piazzale della Cappellina di Conscenti, realizzato grazie alle offerte dei fedeli. La comunità di Santa Maria di Sturla a Carasco ha celebrato San Pellegrino, il parroco ha ricordato l'insegnamento del santo, camminare nella vita avendo Gesù come centro. La piccolezza di Maria e l'apertura del cuore sono i temi di riflessione in vista della festa della Natività della Vergine a Monticelli, sabato la messa solenne alle 17 con la benedizione dei bambini. Rinnovare le opere parrocchiali di Manacas è il progetto che Don Claudio Arata vuole attuare a Cuba. Durante la sosta estiva in diocesi, il sacerdote ha fatto un bilancio dei suoi primi 9 mesi in missione. Un saluto a tutti, bentornati a Noi Chiesa. Questa sera vedremo in rapida successione numerose feste religiose celebrate in molte parrocchie della nostra diocesi. Iniziamo parlando del bicentenario del Santo Agostino Roscelli che è stato festeggiato nei giorni scorsi a Bargone di Casarza Ligure. Il santo infatti è nato a Bargone nel 1818, è morto a Genova nel 1902, ha fondato l'Istituto delle Suore dell'Immacolata Concezione, le Suore Immacolatine che oggi si trovano in tutto il mondo e che si sono ritrovate domenica a Bargone proprio per la festa. La messa è stata celebrata dal vescovo nella chiesa di San Martino. Vediamo il servizio. Semplicità umile e carità evangelica sono i tratti di Agostino Roscelli ricordati dal vescovo per il bicentenario della nascita del santo. A Bargone, ha sottolineato durante la messa, ha imparato a crescere in famiglia, ha assaporato la fede e il contatto con la natura lo ha plasmato ai valori della tenerezza e della sensibilità, un esempio per tutti ancora oggi. È invito per noi che siamo così complicati, così capaci spesso di involuzioni interiori, dei rapporti. Ecco, godere il fatto di poter essere semplici e umili. Oggi le Suore Immacolatine sono in tutto il mondo. Domenica a Bargone hanno festeggiato i giubilei di professione, 2 venticinquesimi, 3 cinquantesimi. Una consorella che vive nella casa madre di Genova ha compiuto 80 anni di vita religiosa. Qui con noi ci sono suore argentine, canadesi, cilene, della Romania, polacche e anche del Libano. Ecco, queste sorelle che pensano e che vedono Bargone, per loro è qualcosa di eccezionale. Visitando le loro case hanno ricreato una specie di Bargone, disegnandolo con la plastilina. Ora venendo qui e vedendo il Trigino, vedendo il campanile della chiesa di Bargone, la casa del fondatore, respirando quest'aria, gli sembra di essere in un sogno straordinario. Nell'ultimo anno di celebrazioni per il bicentenario si sono avute conversioni e anche un miracolo, una guarigione inaspettata avvenuta in Argentina. In piena Pampas argentina hanno lanciato in occasione del bicentenario dei palloncini con il nome del collegio Santa Clara e il numero di telefono. Li hanno lanciati a mezzogiorno, alle 3 una telefonata, un giovane che ha visto qualcosa brillare in mezzo a un campo, è andato a prenderlo, incuriosito, ha trovato questo gruppo di palloncini con gli indirizzi, ha telefonato perché il fratello era ricoverato con un batterio nel cervello e la mamma, che l'aveva visto al mezzogiorno, era tornata a casa dicendo che non sarebbe arrivato a sera perché la diagnosi era infausta, i medici non avevano lasciato speranza. Ha chiesto preghiere per il fratello. Allora si sono riuniti con i bimbi del collegio, della scuola, hanno pregato, la sera la mamma va a trovare il figlio, non c'è più in reparto di rianimazione, era nel reparto normale perché inspiegabilmente è passato tutto. Tutto questo è stato raccontato domenica a Bargone, piccolo paesino ma centro del mondo, dove ancora si respira il carisma di Roscelli. Era un sacerdote, interamente sacerdote, senza delle esibizioni particolari,
che diciamo ha vissuto una vita semplice, però a contatto con delle realtà talvolta complicate. Il vescovo infine ha benedetto una targa, poi collocata nella camera dove nacque il santo. E ora parliamo della festa di Nostra Signora della Guardia. Iniziamo da Gattorna in Val Fontanabuona. La messa solenne animata dal coro parrocchiale è stata celebrata da Don Mario Moltedo nel santuario di Gattorna. Il vicario della Val Fontanabuona ha invitato a tornare all'essenziale della fede. Vediamo il servizio con le interviste di Deborah Garbarino. È accogliere la parola più bella emersa durante le celebrazioni per Nostra Signora della Guardia al santuario di Gattorna. Accogliere Gesù nella propria vita, ma anche il fratello che ci sta accanto. Due aspetti che rappresentano l'essenziale della vita di fede di ciascuno. Il richiamo a tornare al cuore del Vangelo è stato espresso durante la messa solenne da Don Mario Moltedo, vicario foraneo della Fontanabuona, e fatto proprio dalla comunità di Gattorna. Questo modo discreto di Maria di riportarci a ciò che è essenziale, a ciò che conta, forse abbiamo sempre un po' da ritrovarlo, da riscoprirlo, perché a volte, ecco questo lo aggiungo io, forse rischiamo a volte di cercare lo straordinario, no? L'eccezionale, il miracolo, e ecco che se aiuta, se serve, può anche accompagnarci, però a volte rischia di farci perdere di vista quella normalità e quella grandiosità che è il dono che abbiamo già tra le mani. Il santuario ha richiamato fedeli non soltanto dalla zona di Gattorna. Le persone sono accorse da luoghi diversi del territorio per soffermarsi in preghiera nei vari momenti della novena. Tappe significative sono state la messa del mattino e la celebrazione presieduta da Don Mario Cagna con il rito dell'unzione degli infermi. Davvero la figura di Maria nella devozione popolare dei nostri paesi è legata a un affidamento nei momenti di difficoltà, di fatica, di malattia, e quindi la gente, il sentimento, ecco, il modo che mi pare di vedere, di cogliere, è quello di chi viene a raccomandare ad una mamma le proprie necessità. Parliamo sempre della festa di Nostra Signora della Guardia, ma ci spostiamo al santuario di Velva nel comune di Castiglione Chiavarese. In questo caso la messa pontificale è stata celebrata dal vescovo di La Spezia, Monsignor Ernesto Luigi Palletti. Come un vetro trasparente, ha detto il presule nell'omelia, attraverso Maria filtra la luce del divino in tutto il suo splendore e allo stesso tempo, grazie alla sua intercessione, le nostre preghiere arrivano direttamente a Dio. Sentiamo le interviste. Qual è l'importanza delle celebrazioni della Nostra Signora della Guardia? Questo richiamo a Maria, proprio all'intercessione e soprattutto alla preghiera, al volere questo luogo dove i pellegrini potessero confluire e lì poter anche proprio porgere nelle mani di Maria le preoccupazioni, le gioie, un po' tutto quel momento interiore che veramente la Madre accoglie da noi che siamo figli. Durante l'omelia lei ha usato una metafora abbastanza particolare, quella di Maria come un vetro trasparente. Sì, certamente, Maria non ha mai incontrato il peccato d'origine, certamente è stata redenta anche lei, ma per preservazione da questo peccato, e questo in vista dell'essere poi madre del Signore, però ha anche permesso a lei di essere veramente questa trasparenza pura, per cui una trasparenza da cui proviene a noi la luce di Dio, ma attraverso la quale anche la nostra preghiera può giungere veramente in quella pienezza portata ovviamente dalle mani della Madre. Come fare nella quotidianità comunque per giovare dell'intercessione di Maria? Ma tanto la confidenza materna, come ci insegna proprio il Signore della Croce, Lui che ce la affida come madre, e ce la affida come madre con realtà. Il Vangelo dice che da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. E allora prendere nella nostra casa Maria, da una parte ricordandoci sempre di lei, attraverso anche piccole preghiere, però frequenti, che sono molto importanti, attraverso la grande preghiera del Rosario,
e poi attraverso quella grande parola che Maria rivolge a Cana, ma la rivolge a tutti noi: fate quello che lui vi dirà. Dunque andare sempre alla freschezza del Vangelo è il modo più bello per onorare la madre. Qual è l'importanza di questa celebrazione per la comunità? L'importanza è proprio questo di risvegliare dentro di noi il desiderio di Dio, il bisogno di Dio nella nostra vita. È come se Maria dicesse: ferma tutto, vieni qua, ricordati ciò che conta, ciò che è importante, la preghiera, ecco le confessioni ad esempio, noi abbiamo confessato tantissimo, ecco l'importanza proprio della festa di Maria è quella di risvegliare dentro di noi il desiderio di Dio, il bisogno di Dio, e questo bisogno che diventa movimento che lo cerca, e tante persone sono venute qui proprio per cercare Dio. Durante la messa comunque hai voluto esortare ad accogliere Maria nelle proprie case di ognuno. In questi giorni dicevo, basterebbe un'Ave Maria per rivolgersi a lei e lei fa tutto il resto. Quindi ecco, il mio sogno, il mio desiderio è che come madre ci stia accanto in tutte le circostanze della nostra vita. Rimaniamo nell'entroterra, ma ci spostiamo ad Arzeno Dinè, in Alta Val Graveglia. In questo caso la comunità parrocchiale ha festeggiato il Santo Bambino, una festa che risale ai primi anni 50 e che ancora oggi porta unità, allegria e numerose famiglie a tornare in valle. Vediamo. Bisogna imparare dai bambini ad essere figli, è il richiamo rivolto agli adulti da Don Paolo Nicora in occasione della festa di Gesù Bambino ad Arzeno. Il piccolo non fatica ad aver bisogno del padre, ha proseguito, mentre a volte i grandi si sentono già arrivati. Poi l'invito ad educare i più piccoli alla libertà. E in fondo il cristiano è nato per essere libero, alla fine è questo, no? Dio ci vuole liberi e ha mandato Gesù Cristo, suo figlio, per farci diventare liberi, solo che non siamo liberi così per decreto, ma dobbiamo conquistarcela piano piano questa libertà, e la volontà conta molto, quindi appunto i genitori dovrebbero aiutare a far compiere ai loro figli delle scelte importanti, delle scelte di vita determinanti, perché poi questo significa essere liberi. Tanti bambini presenti, segno di una comunità viva, ma anche di un borgo che in occasione della festa si ripopola e richiama persone anche da lontano, ancora legate ad Arzeno, alla sua gente e alle sue tradizioni. Come questa ragazza che vive ormai a Moneglia, ma non rinuncia a ritrovarsi con la famiglia per la celebrazione del Santo Bambino. Per me è sempre una bella esperienza, perché comunque io qua ci sono cresciuta, l'estate l'ho sempre passati qua, e il momento della festa, soprattutto quella del bambino, che era la festa dove finiva un po' l'estate e tutti ci trovavamo qua a festeggiare, a portare i fiori al bambino, e da piccola io li portavo, poi ho portato i cuginetti, poi sempre crescendo è sempre stato una bella esperienza, e adesso vedere che ci sono tutti questi bambini più piccoli che comunque tengono sempre vivo il paese è una bella sensazione, anche perché sennò qua durante l'inverno così ci sono poche persone, invece vedere che comunque c'è ancora qualcuno che ci tiene, fa festa, è bello, bello. La festa di Gesù Bambino risale ai primi anni 50, quando il parroco di allora, Don Antonio Ferrari, dopo un pellegrinaggio ad Arzeno, decise di impiantare la devozione anche ad Arzeno. Una devozione che ha messo subito molte radici. Io ricordo quando ero bambino veniva già molta gente anche dai paesi circostanti e persino dalle città della costa della Riviera. E man mano col passare del tempo questa festa si è trasformata, passano le generazioni, ma la festa prosegue, come abbiamo visto oggi, con molte presenze di bambini, non solo dalla Val Graveglia, quindi è un segno di unità tra le nostre parrocchie, tra le nostre comunità, che viviamo nella semplicità, senza grandi cose, perché tutti vengono facendo il passaparola, non ci sono manifesti, non ci sono, a parte l'annuncio che è stato diramato da Terepace, però tutti di anno in anno vengono per pregare Gesù Bambino, per fare festa insieme, e questa è la cosa più bella e più significativa. Rimaniamo in Val Graveglia, ma facciamo un passo indietro di alcune settimane. Il comune di Dinè ha festeggiato il suo patrono, San Lorenzo. I fedeli si sono riuniti nella cappellina di Conscenti, intitolata al santo, per il canto dei vespri e la processione. E in questa occasione è stato inaugurato e benedetto il nuovo sagrato. Vediamo.
Tutti sono chiamati a servire, è l'insegnamento che arriva da San Lorenzo, uno degli esempi più forti al quale guardare oggi. Il messaggio è emerso durante la festa patronale del comune di Né, celebrata nella cappellina di Conscienti. Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, ha sottolineato gli aspetti di significato del santo, il servizio appunto, la sua giovane età, il dono della propria vita e l'amore per i poveri. C'è come un invito per ciascuno di noi a riguardare la nostra vita non semplicemente come l'occasione che abbiamo per trattenerla, ma se la vogliamo vivere in pienezza, se vogliamo essere felici non possiamo che donarla, come lui. Se dicessimo imitarlo diremmo una cosa falsa perché non ce la facciamo. Guardarlo sì, e cercare in qualche modo di interrogare la nostra vita se siamo capaci di servire, di amare e di avere a cuore i più poveri. Poi il senso della festa è il popolo che si raccoglie insieme. Adesso state sentendo in sottofondo la banda, c'è l'immagine del crocifisso che sarà portato insieme al santo in processione, ci sono i bambini, c'è una comunità che si raduna, che prega, sono delle famiglie che questo giorno feriale si raccolgono insieme. Tutti valori che assolutamente sono preziosi per la Chiesa ma anche per la società. Quindi il santo ci aiuta ad essere anche più uomini. Se non ci fossero le feste sarebbe un gran peccato per la nostra umanità. In questo clima è stato inaugurato il nuovo piazzale della cappella. I lavori, finiti lo scorso dicembre, sono costati 10.000 euro, frutto delle offerte dei fedeli. L'intervento è stato affidato all'architetto Roberto Spinetto e all'impresa Nuova Costruzioni San Biagio di Né. Sono stati rifatti i livelli, regimate le acque e rimessa a nuovo la pavimentazione, che oggi appare con masselli autobloccanti ad effetto pietra, il cui disegno invita a guardare verso la porta d'ingresso della cappella. Il comune ha dato una mano con l'iter burocratico e ha contribuito a rifare l'illuminazione. Si è detto che questi punti sono centri di aggregazione anche sociale, non solo di culto, e devo dire che quando le cose vengono bene e si sta bene nei luoghi dove si può fare aggregazione è una bella cosa, visto che è il patrone del comune, ci sembrava doveroso appunto lavorare e collaborare insieme alla parrocchia, insieme ai cittadini tutti. E sempre nelle scorse settimane la parrocchia di Santa Maria di Sturla a Carasco ha festeggiato il patrono San Pellegrino. La messa è stata presieduta dal parroco che ha ricordato l'obiettivo della vita, camminare avendo come centro stabile Gesù. Vediamo il servizio e poi ci ritroviamo in studio. L'insegnamento di San Pellegrino è chiaro, camminare nella vita avendo come centro Gesù. A spiegarlo Don Paolo Gagliotti in occasione della festa patronale di Santa Maria di Sturla a Carasco. Se togliamo Gesù Eucaristia, ha detto nell'omelia, rischiamo di girare in tondo. Il riferimento è al mondo di oggi. L'uomo, ha spiegato ancora, si comporta come un asino impegnato a girare la macina con il paraocchi. Vive illudendosi di andare diritto, invece ruota su se stesso e produce per altri senza essere felice. Non è la condanna dell'uomo moderno, ha chiesto Don Gagliotti, di una società che ha detto sono io il centro della mia vita e invece ruota attorno al nulla. Pellegrino invece invita a camminare nutrendosi sempre di Cristo, avendo fiducia in un Padre che ama. Il santo, che in origine aveva un nome regale, scelse di riconoscersi soltanto nella dignità del camminare. Pellegrino, come di chi si mette in viaggio, compie delle tappe, ma a un certo punto deve fermarsi perché ha bisogno di pane. È Gesù, il pane della vita, dice San Pellegrino, la croce d'altra parte è stabile, è il punto su cui tutto ruota. Il santo si è fidato di questo e ha fatto strada, ha spiegato Don Paolo Gagliotti. Chi cammina così non è mai solo e San Pellegrino lo dimostra. Ancora oggi la parrocchia di Santa Maria di Sturla si è riunita intorno al suo nome. I più anziani, ha ricordato il parroco, chiamano ancora la chiesa San Pellegrino, nonostante sia stata affidata ad inizio secolo a Maria, quale madre della comunità, e l'affresco sulla facciata che rappresentava il santo sia stato ridipinto. Ecco dunque l'invito, camminare mettendo Gesù al centro della vita per non smarrire la strada. Come fare? Ad esempio andando a messa la domenica, giorno che è culmine ed inizio della settimana. Partecipando all'Eucaristia, ha concluso Don Paolo Gagliotti, tappa dopo tappa, come accade ai veri pellegrini, la nostra vita diventerà pane e salvezza interiore.
Feste dunque che si sono concluse, feste invece che devono essere ancora celebrate, per le quali in questi giorni si sta svolgendo il periodo di preparazione, la novena. Ne parleremo nella scheda degli appuntamenti. Ora andiamo nella parrocchia di Santa Maria di Monticelli, sopra San Salvatore di Cogorno, che si prepara a festeggiare la Natività di Maria. Gli appuntamenti di oggi, giorno di vigilia, sono stati il Rosario e la Santa Messa. Domani le celebrazioni principali, due i temi che saranno affrontati come riflessione: la piccolezza di Maria e l'apertura. Sentiamo su tutto questo il parroco Don Maurizio Prandi. Qual è il tema che farà da filo conduttore? I temi saranno due per quello che riguarda la vigilia: il tema della piccolezza, approfittando della prima lettura della festa della Natività di Maria che parla della piccolezza di Betlemme. Che cosa vuol dire piccolezza? Vuol dire che i piccoli sono quelli più aperti a Dio e al suo mistero. Ha guardato alla piccolezza della sua schiava, poi dice nel Magnificat la Vergine Maria. E lei ha saputo aprirsi, ha saputo ascoltare, ha saputo generare quella parola che è stata messa nel suo grembo. Sabato 8 settembre, festa della Natività di Maria a Monticelli. Anche in questo caso qual è il tema conduttore? Il tema conduttore sarà quello dell'apertura, perché il Vangelo di questa domenica dice proprio così, che Gesù ha preso per mano, ha condotto e dopo aver toccato orecchie e labbra di un sordomuto gli dice apriti. Allora cercheremo anche noi di tenere aperto il cuore, tenere aperta la mente a quello che Dio ci chiede e ci vuol dire. Quali saranno gli orari di sabato? Gli orari di sabato sono alle ore 17, celebriamo la messa, che è anche messa della vigilia della domenica. Al termine dell'Eucarestia, che sarà molto semplice, dedicata soprattutto ai bambini, la benedizione dei bambini che offrono i fiori alla Vergine Maria e poi la processione, poi un momento di festa insieme. Le feste di Monticelli sono connotate così: la prima, quella di San Giuseppe, dedicata alle famiglie, e la seconda in modo particolare ai bambini, a tutti i bambini della zona pastorale di San Salvatore. In conclusione diamo uno sguardo alla missione diocesana a Cuba. In questo periodo estivo il sacerdote Fidei Donum della diocesi di Chiavari, Don Claudio Arata, ha sostato brevemente nel nostro territorio. Tra i nuovi progetti ha spiegato, facendo un bilancio di questi primi 9 mesi di missione, è quello di rinnovare le opere parrocchiali di Manacas. E sempre nelle scorse settimane all'ospedale Gaslini di Genova si è conclusa la vicenda sanitaria che ha riguardato una ragazzina di Cascajal, Lilianet Fuentes. Sentiamo tutte le interviste. Un intenso lavoro al servizio delle comunità e della missione interdiocesana. È contento Don Claudio Arata dopo i primi 9 mesi a Cuba come sacerdote Fidei Donum. Lo ha raccontato nelle scorse settimane durante la breve sosta estiva in Italia. Pochi giorni fa ha fatto rientro nella diocesi di Santa Clara, consapevole, ha detto, di aver ricevuto molto. Ricevuto credo proprio in termini di ospitalità, di accoglienza, di apertura, di solidarietà e proprio anche dal punto di vista di volersi bene, di affetto. Il giovane sacerdote, ora parroco a Manacas, guida le comunità nel loro cammino spirituale e segue i numerosi progetti aperti. C'è anche una novità. Di rimettere a posto le opere parrocchiali, nonché anche la casa del parroco della parrocchia proprio di Manacas, che in questo momento non ha opere parrocchiali, quindi un luogo dove i ragazzi, i bambini del catechismo si possono riunire e che non sia solo appunto l'edificio della chiesa. Il periodo di Don Arata a Chiavari ha coinciso con il ritorno di Lilianet, la ragazzina di Cascajal operata qualche anno fa alle corde vocali al Gaslini di Genova. Accompagnata da mamma Janet, ha fatto alcuni controlli di routine che per fortuna hanno avuto un buon esito. Abbiamo dato loro questa opportunità anche perché era responsabilità da parte nostra non fermarsi alla prima intuizione, che è stata quella di Don Paolo Bacigalupo, che allora era parroco a Manacas e Cascajal, e ha cominciato lui le pratiche insieme al dottor Dini per poterle fare venire in Italia.
Ecco, ha giustamente ricordato il dottor Giorgio Dini che è mancato nei giorni scorsi, è una figura di rilievo per la missione perché ha aiutato nelle pratiche, nell'aiuto medico a questi ragazzi. Un ricordo? Sì, per noi è una perdita enorme, parlo prima di tutto dal punto di vista umano. Giorgio io lo conosco da 20 anni, da quando ero parroco in Alta Val Graveglia, quando si faceva la festa per i Gaslini a Nascio. Ed è stato lui che ho contattato quando si è trattato di far venire in Italia Elian, un bambino di 2 anni malato di leucemia, una forma molto grave di leucemia. E da quel momento lì è nata una collaborazione con lui, con l'ospedale Gaslini, con i dottori, è nato un progetto anche per portare a Cuba le attrezzature necessarie per il trapianto di midollo, un progetto che purtroppo adesso non può proseguire, ma siamo responsabili anche del suo sogno. Un uomo eccezionale, un uomo che non ha mai fatto differenza di nazionalità. Un bambino non è un bambino cubano, italiano, romeno o marocchino, con i quali stava lavorando ultimamente. Un bambino è un bambino, punto. Bueno, agradezco muchísimo a la Croce Rosa de Cogorno, como a... Ringrazio molto la Croce Rossa di Cogorno, i sacerdoti e tutti coloro che in una forma o nell'altra ci hanno aiutate. A todos los que de una forma u otra han estado junto a nosotros. Lilianette è tornata a casa pronta a riprendere in mano la sua vita. Per lei, infatti, si apre una pagina nuova. Io inizio l'università a settembre in Santa Clara e vado a fare ingegneria informatica. Prima di concludere vediamo tutti gli appuntamenti per i prossimi giorni. Iniziamo da domani, sabato 8 settembre. In cattedrale si celebra la Santa Messa nell'anniversario dell'incoronazione di Maria. All'inizio alle ore 18 la celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. Sempre domani la parrocchia di Santa Maria di Ne, siamo in Val Graveglia, festeggia la Natività di Maria. La messa dell'alba sarà alle 7:15, poi la messa solenne delle ore 11 presieduta da Don Davide Sacco. Alle 20 il canto dei Vespri, seguirà la processione. Al termine della funzione serale un momento conviviale con il rinfresco. La comunità parrocchiale di Missano a Castiglione Chiavarese festeggia la solennità di Nostra Signora della Misericordia al Santuario del Conio. Domani messa del mattino alle ore 8, poi la messa solenne alle 10:30 celebrata da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro. Alle 16:30 la liturgia del Vespro e a seguire la processione. Seguirà il tradizionale incanto di prodotti tipici e artigianali. Festa di San Fermo e San Rustico, siamo nella chiesa di Villa Oneto che fa parte della zona pastorale di Leivi e Camposasco. Domani la messa alle ore 21, domenica invece alle ore 18 e sarà presieduta da Don Paolo Gagliotti, parroco nella zona della Valle Sturla. Terminerà con un aperitivo sul piazzale. Inizia il periodo di preparazione invece alla festa della Santa Croce di Moneglia, in particolar modo domani sabato sarà la giornata del cammino con il pellegrinaggio alla Croce del Monte Comunaglia con il ritrovo nella zona di San Giorgio e poi sarà celebrata appunto la messa all'oratorio dei disciplinanti, l'inizio alle ore 6 del mattino, al pomeriggio il rosario alle 17 e la messa della Natività di Maria alle 17:30. E concludiamo con la parrocchia di Cicagna che festeggia Nostra Signora dei Miracoli. È iniziata la novena, domani alle 17:45 il rosario e a seguire la messa, domenica alle 11:15 la celebrazione per gli sposi che festeggiano il 25esimo, 50esimo e 60esimo di matrimonio. Con la pagina degli appuntamenti si conclude il Noi Chiesa che torna venerdì prossimo. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.